Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. È la carenza di manodopera, in particolare di giovani che abbiano voglia di fare gli artigiani, il problema più sentito tra le imprese artigiane della provincia di Udine. Emerge dalla 32esima indagine congiunturale sull'artigianato presentata stamattina. Sentiamo. 32esima indagine sulla congiuntura in Confartigianato a Udine ha un titolo quanto mai significativo: cercasi artigiani. Sì, il primo problema che c'è per le aziende artigiane in questa fase è appunto la mancanza di personale per particolari professioni che vengono ricercate. È un problema trasversale a tutti i settori, più sentito nelle manifatture e nei servizi, ma molto forte anche nell'edilizia. Fra le professionalità che mancano, i mestieri che mancano, ci sono sia gli operai, sia generici che specializzati, ci sono i meccanici, in particolare i meccatronici, ci sono i mestieri legati all'ICT, quindi all'informatica, altri mestieri come gli autisti, per quel che riguarda sia i trasporti merci ma anche i trasporti alla persona, i muratori in edilizia, elettricisti, impiantisti, quindi anche tutti quei mestieri legati ai super bonus. Ecco, se le cose dopo il periodo più pressante della pandemia stavano andando meglio, adesso però ci sono dei segnali un'altra volta negativi. Sì, diciamo che alle difficoltà che già c'erano legate poi all'approvvigionamento, ai prezzi delle materie prime e delle commodities energetiche, adesso si aggiungono tutte le incertezze legate al conflitto Russia-Ucraina, che quindi comporterà ulteriori difficoltà di approvvigionamento, in particolare per quel che riguarda tutta la parte dell'acciaio e dei metalli, quindi lì le difficoltà sono destinate ad aumentare in modo esponenziale ed alcuni segnali si sono visti anche per grandi imprese del Friuli Venezia Giulia. Ecco, con noi il presidente di Confartigianato, Graziano Tilatti. Abbiamo detto che questa era la situazione delle prima. C'erano degli spiragli di ripresa e anche dei dati significativi per qualche comparto, però tutti questi dati adesso sono destinati purtroppo a cambiare. Beh, certo, questi avvenimenti, questi eventi di guerra che hanno cambiato sia il corso dell'economia sia il corso della storia in meno di una settimana rendono questa situazione diversa dall'iniziale ottimismo che noi comunque abbiamo il dovere di mantenere, perché i dati sull'occupazione erano positivi, sui fatturati erano positivi. Questi oggi sono vanificati, rischiano di essere vanificati da questo continuo aumento dei costi energetici e dalla mancanza sempre più accentuata delle materie prime. Gran parte dell'acciaio veniva prodotto proprio in Ucraina, veniva portato in Italia, quindi tutto questo non favorisce la ripresa. Parliamo di solidarietà perché Confartigianato in prima linea. Intanto cominciamo a parlare della disponibilità degli autotrasportatori a recarsi in Polonia per portare qui in Italia le famiglie che scappano dal conflitto. Intanto 2 pullman sono già partiti. Ecco, io devo ringraziare queste persone, questi noleggiatori di pullman che si occupavano di turismo, oggi fanno dei servizi aggiuntivi al trasporto locale e sono stati chiamati per aprire la strada della solidarietà, cioè i viaggi della solidarietà, andare fino in Polonia, sui confini dell'Ucraina, recuperare donne e bambini e portarli verso luoghi più sicuri. Ecco, tra l'altro mi diceva che nelle imprese artigiane ci sono dei lavoratori che appunto provengono da queste zone che praticamente si sono autosospesi dal lavoro perché vogliono andare a lavorare, andare là. Abbiamo ricevuto notizie da alcune aziende nostre, ma anche di altri settori, che i loro dipendenti, stabilizzati da molti anni, hanno chiesto dei permessi per recarsi presso il loro consolato per vedere come organizzare la loro messa a disposizione del loro paese. Credo che questo sia significativo, ma credo che alla fine questo creerà anche dei problemi, perché queste persone che sono in età giovane raggiungeranno il loro paese per difenderlo
e quindi lasciando le aziende anche con difficoltà. Ci spostiamo adesso a Tarvisio, dove sono in programma iniziative culturali e sportive, con a breve anche il ritorno del Crazy Bob. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Alexis Sabot, che ha raggiunto l'assessore agli eventi culturali Petterin. A te la linea, Alexis. Ci troviamo a Tarvisio, nella nuova riqualificata Piazza Unità, una splendida location dove in questo momento è ancora collocata la pista di ghiaccio, e infatti noi parliamo ora di eventi culturali assieme all'assessore alla cultura Antonio Petterin. Questa è davvero una bella piazza che si presta anche alla collocazione della pista. Sì, infatti questo inverno è stata un'attrazione molto voluta e frequentata da turisti, bambini e locali, diciamo, e apprezzata tantissimo, e cercheremo di ripeterla anche nei prossimi anni, diciamo, no? Quali sono le prossime novità a livello culturale qui a Tarvisio? Ma diciamo che dopo 2 anni di stop forzato, quest'estate vogliamo tornare con l'Alpenfest, che è mancata a tutti quanti, e ci siamo un po' dovuti adeguare a quelle che erano le regole dovute alla pandemia, però vogliamo tornare con un programma rinnovato, musica popolare, e far conoscere le nostre tradizioni che ci caratterizzano da sempre in questo spazio di triplice confine. E poi naturalmente lo sci non manca, insomma gli impianti sono tuttora, hanno ripreso dopo lo stop forzato nel corso del lockdown, della pandemia, ma è previsto un'iniziativa molto interessante che riguarda i giovani a marzo. Sì, allora il 18, 19, 20 marzo ci tornerà il Gran Premio Giovanissimi, doveva essere stato fatto lo scorso anno, ma purtroppo sempre causa la pandemia che ha creato un po' di scompiglio su tutto e non è stato fatto. Siamo pronti ad ospitare questo evento, circa 2000 persone frequenteranno il territorio, e una grande sinergia tra comune, scuola maestri di sci, scuola sci italiana e consorzio di promozione turistica, nonché Promoturismo, che fa la sua grande parte con gli impianti invernali. E poi ritornerà il Crazy Bob, quando? Crazy Bob è il weekend dell'11, 12, 13 marzo e era stato fatto fino al 2018 in Carnia, diciamo, e abbiamo chiuso l'accordo con gli organizzatori per portarlo a Tarvisio, e quindi siamo pronti ad ospitare questo mega evento, perché pensiamo che è sì importante lo sport e lo sci, ma anche il divertimento per famiglie, bambini, insomma è un evento ludico al 100%. Festa, musica, divertimento, e Tarvisio si fa trovare pronta ad ospitare tanti eventi. Allora, ringraziamo l'assessore per essere stato in nostra compagnia, grazie a Paolo Bassi per le riprese, e ritorniamo alla linea allo studio. Grazie Alexis, andiamo adesso a Udine, dove la nostra Isabella Gregorato si trova per seguire in diretta i lavori della Giunta. A te la linea, Isabella. Buongiorno ai nostri amici telespettatori. Avevo recuperato un attimo fa l'assessore Giulia Manzan, l'assessore alla pianificazione e ai progetti europei, per parlarci di quella che è la situazione praticamente nella zona di San Domenico, perché sono scaduti i termini per ascoltare la popolazione che deve essere trasferita altrove. Ecco, è arrivata Giulia Manzan, quindi adesso avete terminato praticamente le audizioni, gli incontri. Sì, esattamente. Con la scorsa settimana abbiamo visto tutte le 72 famiglie coinvolte nel progetto San Domenico, o meglio, coinvolte negli edifici che subiranno l'intervento di demolizione e ricostruzione, e pertanto adesso stiamo affrontando la fase di back office per capire come dare un'adeguata soluzione ad ogni nucleo familiare in termini di trasloco, sia in uscita che in rientro. Oggi invece abbiamo deliberato l'approvazione dello schema di convenzione, dove verrà sottoscritto dal sindaco per il Ministero per l'accettazione dell'acconto dei 15 milioni di euro, quindi l'acconto del 10%, 1,5 milioni finanziato da fondi PNRR, che arriveranno al Comune di Udine per poter cominciare a fare le attività previste dal cronoprogramma, in particolare la prima, quella di incaricare la gara per la progettazione definitiva.
Ecco, vorrei capire anche quella che è la reazione dei cittadini che chiaramente dovranno essere trasferiti, perché i primi trasferimenti da lì cominceranno già a partire da quest'anno. Sì, certamente la prima fase di trasloching comincerà già entro la fine di quest'anno. Ovviamente un criterio potrebbe essere quello di cominciare con le famiglie che hanno richiesto spontaneamente di uscire dal quartiere, hanno colto questa occasione anche per avvicinarsi ai propri cari in altri comuni, quindi in altri appartamenti sempre a gestione ATER. Ovviamente noi ci riserviamo tutte le valutazioni proprio in queste settimane che sono fondamentali per capire bene, ripeto, in base anche alle esigenze delle famiglie, il nucleo familiari, le eventuali persone con disabilità, come ricercare la soluzione migliore. Bene, ringraziamo l'assessore Giulia Manzan, nel frattempo ci ha raggiunti anche il vice sindaco Loris Michelini. Loris Michelini ha sempre qualcosa da raccontarci, grande lavoro per praticamente per il suo ufficio, pianificare interventi pubblici. Oggi avete parlato in modo particolare di Via Aquileia e Via Aquileia dai prossimi giorni ci sarà praticamente, si viaggerà a velocità 30 all'ora. Già si dovrebbe viaggiare a velocità ridotta perché essendo un borgo storico abbiamo inserito in attesa di approvare il biciplan che istituisce anche le zone 30 e in attesa appunto di vedere anche l'assetto definitivo della circolare cosiddetta navetta leggera elettrica che deve supportare praticamente il trasporto pubblico locale in centro storico. Diciamo che abbiamo istituito temporaneamente la zona 30 e con questa istituzione nelle zone 30 la legge di recente approvazione dice anche che si devono fare degli interventi di riduzione diciamo della velocità, ma anche degli accorgimenti per far sì che sia tutelato il pedone ciclista, e quindi anche nella ciclabile noi andremo a inserire delle nuove strisce cosiddetta segnaletica orizzontale per completare quello che adesso è anche Piazzetta del Pozzo. Poi il tutto va a congiungersi con Piazzale d'Annunzio, perché lì non dimentichiamoci via Vittorio Veneto, via Aquileia è FVG1, cioè la più grande ciclovia che giù dal nord Europa congiunge e va fino a Grado. Bene, ringraziamo quindi anche il vice sindaco di Udine Loris Michelini. Sì, ci sono ancora delle cose velocissime perché dobbiamo restituire la linea. Allora, diciamo che abbiamo fatto l'accordo con il Fibercop per fare in modo che ci sia la seconda linea, diciamo, di tutta la fibra ottica in città. Quindi adesso sono già partiti i lavori, continuiamo con i lavori per raggiungere ogni parte della città. E questo è un accordo che abbiamo firmato oggi con TIM e la Fibercop, che è sempre il gruppo del quindi anche questo è un intervento molto atteso dai cittadini. Ringraziamo il vice sindaco Loris Michelini e restituisco la linea allo studio. Intanto i lavori di là in sala giunta, in sala consigliare continuano, anche perché si devono mettere a punto degli interventi a sostegno della popolazione ucraina e di quanti fuggono appunto dal paese in guerra. Da Palazzo d'Aronco è tutto, a voi studio. Grazie Isabella, e noi diamo un attimo la linea alla pubblicità. Ci ritroviamo subito dopo. Eccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, ha incontrato oggi il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi e una settantina di sindaci del territorio per stabilire le modalità di accoglienza dei profughi ucraini. Il prefetto ha chiesto ai sindaci una lista di strutture tra alberghi, associazioni e case che possano ospitare le donne e i bambini in fuga dalla guerra. Vediamo. Signor Prefetto, oggi incontro tra lei, il vicepresidente Riccardi e una settantina di sindaci della provincia di Udine per fare il punto un po' su quella che sarà di fatto l'accoglienza dei profughi ucraini, in particolare per fare il punto sulle strutture a disposizione. Sì, è stato un primo incontro in videoconferenza con 70 sindaci, domani abbiamo la seconda puntata e stiamo recuperando almeno così a livello ricognitivo le disponibilità di strutture alberghiere piuttosto che alloggiative o anche seconde case che potranno essere messe a disposizione. Ovviamente con la premessa che comunque sono strutture che noi
come dire, di cui recuperiamo la disponibilità, ma su cui non assicuriamo ancora al momento la possibilità di finanziare o meglio rimborsare anche le eventuali spese. In particolare che strutture cercate? Ovviamente stiamo cercando strutture piccole, quindi stiamo parlando di nuclei familiari, stiamo parlando di donne, di bambini, di anziani, quindi strutture abbastanza selezionate possibilmente, nel senso che comunque sono nuclei familiari. Quindi non grandi strutture, perché queste, insomma, soprattutto per le donne e i bambini, non sono adatte. Ecco. Che iter dovranno affrontare i profughi ucraini che vogliono di fatto fermarsi qui in Friuli Venezia Giulia? Se fanno richiesta di asilo, perché poi la premessa è questa, ovviamente noi stiamo parlando di persone che arriveranno sicuramente sul territorio, su cui dovremo dare anche con la collaborazione della protezione civile la prima assistenza, soprattutto quelli che non hanno assolutamente niente, quindi i generi di prima necessità e tutto quello che ne consegue, parlando anche di bambini. Quindi ben venga tutta la raccolta che in questo momento spontaneamente è stata proposta dai cittadini della provincia di Udine. Su questo anche strutture di stoccaggio di tutto questo materiale, ma su questo sicuramente la protezione civile darà una mano. Le strutture alloggiative verranno poi messe a disposizione, vediamo con quali modalità. Le parrocchie so che si stanno molto attivando, la Caritas in primis, quindi su questo c'è una spontanea iniziativa. Si tratta ovviamente di coordinarla e la cosa non è facile. Chi poi invece entrerà in accoglienza perché farà una richiesta di asilo, anche se è possibile che molti, quasi tutti, anzi cercheranno poi eventualmente di tornare in Ucraina e quindi non faranno richieste di asilo. Infatti finora sono state pochissime le richieste di asilo. Su questo c'è una procedura molto accelerata su cui faremo tutto molto velocemente. C'è un'idea di quanti transiti ci siano stati finora ai valichi della nostra regione, in particolare dell'ex provincia di Udine? A ieri in realtà non erano tantissimi, perché mi sembra complessivamente erano 700 in tutta la regione e 160 qui in provincia di Udine, però è un dato ovviamente non aggiornato. Ci spostiamo adesso a Pordenone, dove stamattina c'è stato un confronto in prefettura tra i sindacati del comparto sanità e l'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Le risposte arrivate da ASFO non hanno convinto i sindacati, pronti a nuove azioni di protesta in mancanza di imminenti assunzioni. Ha seguito tutto per noi Daniele Micheluzzi. L'incontro oggi in prefettura tra sindacati e azienda sanitaria per discutere soprattutto delle gravi problematiche che riguardano il personale dell'ASF. Che cosa è emerso da questo incontro? Insomma, avete avuto le risposte che attendevate? Ma no, le risposte non sono arrivate se non in parte. Le persone che dovevano essere assunte non sono state assunte secondo il nostro punto di vista, secondo loro sembra di sì. Ringraziamo il prefetto che ha sfruttato al meglio quello che poteva essere il margine di assunzione prossimo per quanto riguarda sia gli infermieri che gli OS, però ci dispiace perché la sanità del pordenonese non merita questo trattamento. Innanzitutto vorrei veramente ringraziare il prefetto, è stata una persona che ci è venuta incontro, che capisce la problematica che stiamo vivendo noi dipendenti dell'ASFO. Chiaramente lui fa il suo ruolo, ci è venuto incontro perché ha capito che dovevamo rivederci assolutamente, perché l'azienda ha portato dei dati che non coincidono con i nostri, né quelli dell'RSU né quelli delle organizzazioni sindacali presenti. La carenza per noi è maggiore rispetto a quella da loro enunciata e ha dato tempo all'azienda, al direttore generale amministrativo, entro fine marzo, di riuscire a coprire il gap di assenza di personale, quello che almeno si era prefissato con l'incontro precedente del 9 dicembre. Qual è il gap e soprattutto in che servizi incide? Allora, in tutta l'ASFO, non è solo per il personale ospedaliero, questo colpisce anche il servizio territoriale. Abbiamo una carenza di personale che non permette neanche di prevedere se possiamo andare in ferie. Attualmente le ferie, soprattutto quelle ospedaliere, sono bloccate. Abbiamo chiesto anche lo sblocco delle ferie del personale, giusto anche per recuperare un riequilibrio psicofisico, visto il periodo che abbiamo attraversato tutti quanti. Loro parlano di un 2,5% e di un 2,8%. Per noi, anzi con i dati dati da loro, si evince invece che ci sono almeno un centinaio di persone che non di turni da coprire, con 100 persone assenti. A questo si aggiunge, avevamo chiesto anche che coprissero almeno le persone, il fabbisogno delle persone che sono sospese e anche questo non è stato fatto.
e speriamo insomma che almeno per marzo riescano a coprire questo buco. La grave situazione nella quale si trovano gli infermieri non sembra essere stata risolta. Non è stata risolta, permane in uno stato molto grave della nostra provincia. Ci sarebbe una possibilità di risoluzione che è contenuta nella legge finanziaria, che c'è la possibilità di implementare l'organico di ulteriori 10% di quello presente. Quindi questa è una soluzione che la direzione deve sentire. Il problema rimane che c'è una proporzione di un infermiere quando va bene a 12 pazienti. La proporzione dovrebbe essere nelle alte complessità almeno di un infermiere ogni 8 pazienti. Insomma, il quadro emerso non vi ha rassicurato? Assolutamente no, purtroppo non ci ha rassicurato, anche perché quando dall'altra parte, quando una direzione aziendale non si pone minimamente il pensiero di approfondire perché abbiamo personale, professionisti sanitari e non solo, che si dimettono in maniera volontaria, non per pensionamento, ma si licenziano perché stanno vivendo in una situazione drammatica e una direzione come questa non si pone questo problema, vuol dire che c'è pochissimo interesse, se non zero interesse, da cercare di capire come risolvere i problemi. L'appuntamento che vi siete dati adesso, quando è e che cosa vi aspettate? Sì, l'appuntamento, grazie anche all'intervento del prefetto di Pordenone, che ringraziamo, è per l'ultima settimana di marzo. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che quella data la direzione arrivi con dati concreti, non con decreti, con numeri scritti sulla carta, ma persone fisiche non ci sono. Noi aspettiamo che per fine marzo arrivino le persone, arrivino in carne ed ossa, che possano garantire un'assistenza adeguata e che possano far sì che la sanità di questa provincia finalmente possa respirare e possa dare delle risposte ai cittadini. Se questo non dovesse avvenire, che cosa potreste mettere in pratica? Ma non escludiamo nulla, e se questo non dovesse avvenire veramente non escludiamo nulla, anche di nuovo proclamare uno stato di agitazione, e nulla vieta di arrivare anche a uno sciopero prima dell'estate. Voltiamo pagina e passiamo alla vicenda del dirigente della Questura di Udine, Giovanni Belmonte, posto agli arresti domiciliari in un'inchiesta sulla prostituzione giovanile e ieri sera tornato in libertà. Si è trattato di uno scambio di persona. Il nostro Hubert Londero ha sentito l'avvocato Stefano Comand, difensore di Belmonte. Sentiamo. Siamo nello studio dell'avvocato Stefano Comand, l'avvocato difensore di Giovanni Belmonte, il dirigente della Questura di Udine, indagato dalla Procura di Bologna e accusato di prostituzione minorile. Ieri il GIP ha revocato la custodia cautelare ai domiciliari. Per quale motivo, avvocato? In sede di interrogatorio di garanzia che abbiamo tenuto circa 10 giorni fa, avevamo segnalato l'esistenza di alcune circostanze che avrebbero potuto mettere in chiaro quello che a nostro avviso fin dall'inizio era uno scambio di persona o un errore di persona. Era dato sapere infatti dall'ordinanza cautelare che la ragazza in allora, al momento dei rapporti, quindi li datiamo 2018, rispetto alla maggiore età conseguita negli ultimi tempi, aveva effettuato una ricognizione, quindi un riconoscimento fotografico. Era anche possibile che ci fosse questo scambio di persona, forte del fatto che alcune circostanze di fatto erano palesemente insussistenti. In primo luogo, l'esistenza di un tatuaggio così riferito dalla ragazza che invece il dottor Belmonte non aveva mai addosso su di sé. Dall'altra parte il fatto che, provato anche questo aspetto con le ultime tecnologie, quindi i rintracciamenti, l'aggancio a cellule e cose di questo genere, che mai in quei periodi il dottor Belmonte si fosse recato nella città di Bologna. Effettuati questi ulteriori approfondimenti, il pubblico ministero, che è il soggetto che dà impulso alla misura cautelare, ha chiarito questi aspetti al giudice e il giudice è ritornato sui suoi passi revocando questa ordinanza. L'incidente si può dire chiuso o ci sono ancora dei passi da fare verso l'archiviazione del caso?
Allora, l'indagine è tuttora aperta, l'ordinanza di revoca è chiara nella sua lettura, cioè incide sul dubbio che quelli che fossero i gravi indizi di colpevolezza non permanessero, ed è per questo che si è disposta la revoca. Il contenuto invece della censura, dell'impugnazione che ho già svolto nei giorni precedenti avanti il Tribunale del Riesame, che è il giudice superiore che valuta se l'ordinanza è corretta o corretta, cerco di esprimermi in termini molto semplici e comprensibili, è ancora aperto e dovrebbe esserci discussione nella giornata di domani. Nella giornata di domani il Tribunale del Riesame affronterà il contenuto dei miei atti di impugnazione, quindi i motivi di doglianza, e per i quali chiedo essenzialmente non semplicemente la revoca, ma proprio l'annullamento del provvedimento stesso. Questo perché se ci trovassimo di fronte a un annullamento del provvedimento, possiamo anche pensare ad un'immediata istanza di archiviazione e quindi una chiusura dell'indagine, ridando al dottor Belmonte tutta la dignità di cui è meritevole. Il dottor Belmonte come ha preso la notizia della revoca? La presa, devo dire, mi ha stupito perché fin dall'inizio, nonostante la gravosità e il dato infamante dell'ordinanza, è sempre stato molto lucido e molto sereno e proprio mi ha messo nelle condizioni di lavorare sulla dimostrazione della sua estraneità. L'equilibrio che contraddistingue la persona si è mostrato anche nella giornata di ieri. Io ero letteralmente felice, lui era molto molto più contenuto nelle sue manifestazioni, fermo restando la contentezza di aver fatto un primo passo per la dimostrazione dell'estraneità. Un'ultima domanda, dopo questo episodio siete propensi a chiedere dei danni? Sono tutte verifiche che faremo a tempo debito, ora è assolutamente prematuro parlarne. E chiudiamo con un argomento più leggero perché ritorna il Gran Premio Giovanissimi a Tarvisio. Per i dettagli dell'evento ci colleghiamo con la nostra Alexis Sabot, che nel frattempo si è spostata dalla piazza di Tarvisio alle nevi. A te la linea, Alexis. Siamo sulla neve, abbiamo raggiunto la neve di Tarvisio con Daniele Sabidussi, che è il direttore della scuola sci di Tarvisio. Qui proprio siamo nella zona vicino alla scuola, ma come sta andando? C'è una bella ripresa, c'è bel movimento? La stagione è stata buona, nel senso che tutto il periodo delle vacanze natalizie è andato molto bene, il tempo ci ha dato una grossa mano, giornate perse per il maltempo ce n'è stata una, ma abbastanza relativo. Tutti i weekend sono stati di ottimo livello e adesso le ultime 2 settimane diciamo che c'è una ripartenza più consistente anche durante la settimana, per cui diciamo che chiuderemo la stagione con un buon lavoro. Oggi è martedì grasso, c'è un po' di movimento, vediamo, forse ancora presto, non lo so, ti chiedo per capire quelli che sono i movimenti di una giornata da sci. La stazione da molti giorni si è riempita e il traffico è intenso sulle piste, però gli impianti e le piste sono molto belle, per cui tutti i percorsi sono agevoli, la gente si spalma su tutto il comprensorio e la qualità della neve soprattutto è molto buona, per cui si scia molto bene. La stagione diciamo che ha avuto un epilogo verso il positivo. Voi vi state preparando per un'altra iniziativa che è il 44esimo Gran Premio Giovanissimi, come è strutturata? Il Gran Premio Giovanissimi è diciamo, l'evento clou delle categorie che hanno 9, 10, 11, 12 anni, quindi è una fascia di età molto bassa, è una gara molto grossa, ci si accede attraverso un sistema di tutte le scuole di sci d'Italia, quindi 450 scuole di sci che organizzano degli eventi all'interno delle proprie scuole. Attraverso un sistema di qualificazione si arriva a Tarvisio. La fase regionale del Friuli Venezia Giulia si svolgerà a Sappada questo weekend, da lì verranno stilate tutti gli ordini di partenza di tutte le regioni d'Italia e a partire dal giorno 18, con la giornata di apertura dei giochi,
avremo 3 giorni di gara intensa. Avremo i primi 2 giorni dedicati allo snowboard e allo sci di fondo, gli ultimi 2 giorni dedicati alle categorie miste divise su 2 tappe per giornata, per cui a Tarvisio arriveranno circa 2000 atleti. Più le famiglie, quindi sicuramente ci sarà un bel impatto turistico anche. Sì, abbiamo configurato assieme al Consorzio di Promozione Turistica, assieme a Promoturismo, che stanno facendo un grandissimo lavoro sia di preparazione delle piste, perché abbiamo ancora 18 giorni davanti che saranno i giorni cruciali. I lavori stanno procedendo giornalmente per preparare tutto come deve essere preparato in un grosso evento di queste dimensioni. Il Consorzio di Promozione Turistica sta facendo altrettanto per accogliere tutta questa massa che arriverà nella Val Canale, per cui ci sarà una grossa organizzazione. Adesso impiegheremo circa oltre le 100 persone per poter gestire tutte le operazioni, sia logistiche, che sono probabilmente quelle più importanti, e poi quelle tecniche sui campi di gara. Ma siamo fiduciosi, lo staff di Promoturismo è altamente qualificato, per cui se il tempo ci dà una mano credo che faremo una grande cosa. Allora in bocca al lupo e grazie per la disponibilità, buona giornata di sci. Grazie a voi e buona neve a tutti. Grazie Alexis, e noi chiudiamo qui questa puntata di A Voi la Linea. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.